accettate quello che viene fuori perché cantiamo a freddo, senza aver fatto prove. Accomodatevi, Nino, avvicinatevi, dai. Ci mettiamo qua, Allora, il più giovane, Gian Daniele Calvini, eccolo qua. E accompagnerai Mutto su lui dopo, d'accordo? Canta e suona. Poi Antonio Soggiu, Nino si lamenta perché il periodo per cantare è uno dei peggiori questo, no? Capito? Perché l'umidità, eccetera. No, è giovane. Una volta. Lui, secondo me, io l'ho conosciuto quest'anno, suoniamo ogni tanto insieme, eccetera. Lui poteva diventare un grande cantatore perché ha le basi e le qualità per averlo potuto fare. Ormai lui vive su questi ricordi, purtroppo non l'ha potuto fare anche per motivi di lavoro, faceva il poliziotto, quindi vero, da una caserma all'altra e così via. Giuseppe Tamponi, bravissimo, lo ringrazio, è di Tempio, si sentirà di cantare. Lui ha già fatto delle gare anni fa. Se no, ha fatto delle gare e secondo me allenandoci potrebbe diventare lo stesso un bel cantatore, perché ci vuole molto allenamento in tutte le cose. Ma anch'io ho ripreso da poco a suonare la chitarra di nuovo e io lo faccio anche per terapia perché come mio padre è un problema congenito alle dita, un'artrosi deformante, no? Galoppante, lentamente, e io siccome non esiste medicina per questa forma di artrosi, e l'unica medicina è suonare e quindi la chitarra mi sta aiutando a rimuovere le dita, altrimenti si bloccano le falangi, capito? Allora iniziamo con un chitarra, una bella, a Santiga aspetta, porto il capo vicino al suo cantatore, vicino al suo cantatore.
esibizioni veloci su tutti i canti della gara. Iniziamo con la Nuoresa. Doveva essere presente Giannicola Biosa, però non ce l'ha fatta, altrimenti l'avremmo fatto suonare. Aspetta, arriva Marco, arriva. Soy
applauso gli accompagna Gian Daniele, perché oltre che cantare sta imparando a suonare anche bene.
con Lorenzo. Allora, Ehi, no, Siccome piano piano, siccome la serata sta andando un po' per le lunghe, stravolgiamo un po' l'ordine della gara e facciamo cantare a Marco subito. Intanto si riposano un attimo i nostri amici. Vieni qua, vieni. ciao a tutti. Allora Marco ci ricorderà una delle espressioni più belle dei canti di zio Francesco, il Fa diesis, che era un canto difficilissimo anche perché tocca dalle note alte niente male. Fa diesis come canto nasce a Sassari, lo ha perfezionato e migliorato Adolfo Merella insieme a zio Francesco, sin quando non l'hanno poi inciso, e Marco adesso ci dà un saggio di questo Fa diesis.
scusa, io volevo fare un omaggio a Domenico Marras, che è anche mio bisnonno, e quindi volevo fare solo una voce sua. L'amore è già sua? No, una cosa in sé, Un'improvvisata. Nostra
la tua si potibile sagrada dichoso ricaia come te e facci incantare tutti la toccare no è cantato solo a me la vita non ti devi imparare non è candida mai
cuore al furare al petto con risoto e pugnali l'oggetto e scintillante. Sopra montane due raggi solari fulminanti troppo so penetranti occhi e due cerca di se tu